Dietro al piano di lacrime e sangue presentato dal management italiano della FedEx TNT non c'è una crisi, come sarebbe naturale immaginare, ma una procedura di riorganizzazione aziendale di licenziamento collettivo per 61 lavoratori, di cui 40 nel Veneto, e 115 trasferimenti per lo più verso Milano e Roma, che di fatto non sono che altri licenziamenti. La decisione è piombata come un fulmine a ciel sereno qualche settimana fa. E c'è un problema sociale che riguarda anche questo territorio e questa regione per i licenziamenti della FedEx ed è giusto, secondo noi doveroso, che la regione, ci ascolti. FedEx è un'azienda in salute, il colosso multinazionale americano fino a 2 mesi fa elargiva $3.000 all'anno ai dipendenti per la formazione. In Italia dal 1 marzo, contestualmente al cambio del management, sono partite le procedure di licenziamento collettivo e del piano che prevede la chiusura di 24 sedi su 34. Siamo per cercare di salvaguardare i posti di lavoro e lottiamo per evitare che questo modello che vogliono impostare, che è di esternalizzare alle cooperative, ritorni ad essere il modello che FedEx ha, che è quindi l'internalizzazione con la dignità del lavoro, la dignità della professionalità. Intanto i lavoratori sono in sciopero, 48 ore di stop delle consegne per rispondere a un piano che in Veneto prevede la chiusura delle sedi di Treviso, Padova e Verona. Non ci arrendiamo, anche perché per noi il lavoro è la cosa prioritaria. Vediamo che le motivazioni date dalle aziende non possono essere sostenibili, perché comunque effettivamente una difficoltà non esiste, anche perché è un lavoro fatto negli anni con continue riorganizzazioni, ma alla fine paga sempre chi lavora. Le ragioni della crisi sono state spiegate, sono assurde, insomma, qui si vuole solo speculare sul lavoro, licenziare la gente e i lavoratori che sono qui da una vita, lavorano da moltissimi anni per una ragione molto semplice: vogliono risparmiare e vogliono mettere in piedi un modello che è quello dello sfruttamento attraverso le cooperative. Giorno 7, appuntamento al Mise. Stamattina l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana ha detto alle organizzazioni sindacali che la regione chiederà il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un confronto con i lavoratori circa un modello organizzativo aziendale sostenibile che garantisca un'occupazione stabile e tutelata.